Vai già! Jerry, ciao, senta, un'informazione. Come funziona? Ci sono problemi? Dobbiamo avere per entrare poi? Non si sa. Gli ingressi sono filtrati dalla sicurezza di Palazzo E qual è? Perché la sicurezza Palazzo Chigi. Quindi se Renzi mi dice puoi entrare. Se Renzi dice puoi entrare tranquillamente. Perfetto. Tu pure Liliana, tu puoi entrare? Tu puoi entrare. Ho capito. Ciao Peppe, com'è? Tu puoi entrare Peppe? Qua? Sei accreditato dal Palazzo Chigi? Dovrebbero? Tu? Siamo tutti autorizzati. Tutti autorizzati siete? Tu pure? Anche io. Tu pure autorizzato? Dottore Gagliano, lei è accreditato? Può entrare lei? Penso di sì. È stato invitato. Dottore Fava, ma lei è autorizzato da Palazzo Chigi a entrare? Sì, sono autorizzato. Per avere un'autorizzazione io come si può fare? Non lo so, lo chieda a chi gestisce il coso. E chi gestisce? Il sindaco. Scusate, avete visto il sindaco? Dottore Caponetti, la mano manca. Com'è? Sei a posto, ma senta, ma lei è autorizzato da Palazzo Chigi? Io non sono un politico, sono venuto qui per curiosità. Ho capito. Quindi non è stato invitato? No, niente. Sono stato invitato dal sindaco personalmente. Ho capito, quindi. Ma per avere un'autorizzazione per entrare, per fare vedere al popolo? Non lo so. Così, senza fare niente, solo documentare. Io sono stato invitato. Ma lei è una raccomandazione? Ma com'è? Per chiedere l'autorizzazione a chi si potrebbe informarsi uno? Per chiedere l'autorizzazione? Comandante, per fare vedere ai cittadini Renzi. È il dirigente dell'APS. L'APS, mi scusi. Guardi il caso l'ultimo, lei la ma dicono che è lei. Io volevo registrare l'evento. Tranquillamente. Assieme agli altri dietro la testa. Mi fa entrare. Pensavo di essere la pecora nera, capito? La pecora non è vera. Grazie. No, io mi stavo informando, che penso che non si poteva già, non si può però... Sembra fermate per favore a me, Sembra un presidente. E perché stai venendo? Matteo Renzi, essendo un presidente del Consiglio, giustamente la sicurezza deve essere al primo posto come presidente del Consiglio, no? Certo, però scusa, chi lo viene a dire? Vanno a sapere solo io. Ma poi tramite queste televisioni e anche qua, ma fanno già. Allora, senti, intercettazione ambientale. A disposizione. Ma facciate le poche telecamere e voi potete entrare? Noi sì. Noi sì. Vabbè, perché mi disse che. Camera mia. Allora quindi non ci dovrebbero essere problemi, che tipo pensavo che ero la pecora nera io. Sei la pecora nera? No. Presidente, da questa parte! Ecco, No. Donata, accendi, Donata! un po' più distante. Qual è il significato di questa visita? È un fatto estremamente importante perché il governo vuole rimarcare la sua solidarietà in questo momento a due grandi aree di crisi siciliane che sono sia quella di Gela che di Termini Imerese. Abbiamo lavorato molto in questi mesi anche estivi quando tutti vanno in vacanza. Io anche la settimana scorsa ho incontrato anche i vertici dell'ENI. Mi pare che grazie alla posizione del governo regionale e quello nazionale che noi siamo riusciti a bloccare la chiusura della fabbrica. È chiaro che questo non basta, dobbiamo avere un progetto vero, serio di ripresa che ci tenga riparo anche dal futuro, così come a Termini Imerese dobbiamo ricostruire l'auto. Fra l'altro abbiamo già trovato anche dei partner, anche su Gela stiamo lavorando a 360 gradi, è chiaro che vanno viste delle cose, noi ci siamo alla fine di questo mese ci saranno ulteriori incontri, ma già prima, verso il 20. Il governo è il 30% dell'ENI, quindi diciamo che è un interlocutore importante. Ma l'ENI, voglio dire, il governo, devo dire la verità, quando io l'ho coinvolto ha dato subito la solidarietà e quindi dall'impostazione iniziale in
cui si voleva chiudere tutto, mi pare che sia passato a un'altra impostazione, e questo anche lo abbiamo fatto anche per dare soldi, anche grazie alla solidarietà del governo. Ci sono già progetti a lungo termine, per il futuro del Ma ci sono una serie di ipotesi molto importanti di lavori, però è inutile annunciarli prima, non si mette la pelle dell'orso prima che la sia conquistata, anche per non creare false illusioni. Quello che noi dobbiamo fare oggi è tenere alta la mobilitazione dei lavoratori, perché altrimenti senza questa mobilitazione sicuramente poi i rischi che le imprese se ne approfittano ci sono. Presidente, che aspetti possiamo dirle marchettata sulla capacità di spesa dei fondi europei? È falso, perché noi il precedente governo aveva in 5 anni aveva praticamente certificato 18,1%. Noi dal 28 febbraio del 2013 al 28 febbraio del 2014 abbiamo raggiunto 41,7%, quindi abbiamo fatto il doppio di quello che avevamo fatto gli altri 5 anni. Mi pare che noi l'anno scorso siamo stati una delle regioni italiane top, forse quella che ha raggiunto più risultati in Italia. Guglielmo Accendi! Guglielmo Accendi! Di che canale stamani? Grazie! Tano, è da, Tano! Vai, Tano! La Sicilia può entrare. Senza spingere. Sta facendo un bene vero. Lui non può entrare. Ma perché? No, non può entrare. Lei andiamo. Grazie. Secondo me hai sbagliato Abbigliamento. C'era chi giù che era vissuto tutto con giacca e cravatta, dai. Tutto giaringia, che poi la scrivono un zoccovone, dipende da chi appartengono, e io come un guglione qua a aspettare se succede un bordello. Ovviamente non sono il solo coglione, solo io, però è bello essere io, perché come, secondo me è come se fossi io solo. Alleni e non sono ben accetto, non disturbo più. Al comune abbiamo scoperto adesso che non sono ben accetto. A questo punto, da che parte sto? Da che parte sto? Da che parte sto? Da che parte sto? E io è Giaringia, goffa solo, con tutti i consiglieri che su cacciata, che cravatte, tutti puliti, belli netti, di lava tutto proprio. E da barbere. Ogni consigliere oggi ha fruttato circa a testa
un 50-60 euro di PIL allo Stato per accogliere Renzi il più dignitosamente possibile. Sono impresentabile io, effettivamente, no? Assessore, senta, per caso c'è stata qualche ordinanza per non far entrare a Totogalano? È perché proprio i vigili urbani mi hanno fermato. Tutte le televisioni di ogni tipo potevano entrare. Ah, tutte le televisioni di ogni tipo potevano entrare. Ecco, e quindi se qualcuno mi ha fermato ha fatto un reato? Non lo sa. Non lo doveva fare. Non lo doveva. Anche tu fai. Ma infatti io non è che volevo solo registrare. No. Non era per la cosa. Vuoi conoscere a un giornalista tremendo? Due giornalisti tremendi. Uno proprio tremendissimo. Lui è il mio. Tremendissimo. Anche stupendo, come dice lui stesso. Ma che si sono detti? Ti posso dire che ho passato da stare seduta attaccata al muro perché non avevo la sedia. Ah, quindi non ha sentito? No. Per farlo sapere alle persone, dico. E vabbè, certo, tu vedi con 2 beer is not 2 beer. Sono un artista. Ma fai bene. Sono un artista, posso fare qualsiasi cosa. Una volta l'ho sentito dire a Zeffirelli. Che si sono detti? Buonissime speranze per la raffineria, per andare avanti, si sono prese un po' più buone. Ho capito. Punghiore, va? Punghiore, diciamo. No, siccome non mi hanno fatto entrare alla fine, non so se ha notato, solo io, Un mio figlio notato, Presidente, a me solo. Una cosa grave, Presidente. Una cosa grave, Presidente.